È il momento della quarta corsa, femmine di 3 anni sulla distanza del miglio, in 8, anzi in 7 al via dopo il ritiro di Gina F. Lo schieramento 1 Glow in Dark, 2 Great Idea B, 3 Genièvre, 4 Guinée SM, 5 Godiva Lan, seconda linea 7 Grumium, 8 Guess Kampf. Favori nettissimi per Genièvre, Vincenzo Luongo in sediolo, numero 3 dello schieramento. Le alternative principali sono Glow in Dark e Great Idea B. In partenza lottano subito Genièvre e Guinée SM, con Guinée che cerca di avvantaggiarsi, ma rientra bene Genièvre, la cui scia è seguita da Great Idea B. Rimane all'esterno Guinée SM, che insiste comunque dopo i primi 200 in 14,5, poi deve adeguarsi all'esterno perché sarà sotto Great Idea B e più indietro c'è Glow in Dark in terza posizione. 400 che se ne vanno in 32 all'esterno. Ora esce al largo anche Glow in Dark per andare in schiena a Guinée SM, se ne vanno in 600, 46,9 per Genièvre che ha chiuso nettissima favorita. In scia c'è una delle alternative, Great Idea B, mentre l'altra cavalla giocata è Glow in Dark, che è in seconda pariglia esterna e segue direttamente Guinée SM. Non cambia nulla dopo 800 metri tranquilli, con un secondo quarto in 32,6, un chilometro in 1,18,7. C'è a largo anche Grumium, mentre più indietro Godiva Lan precede Guess Kampf, meno di 500 alla conclusione, con ora il ritmo che viene aumentato gradualmente da Genièvre. Terza ruota tentata da Glow in Dark, cala invece Guinée SM con all'interno Great Idea B. Al largo anche Grumium cerca di farsi luce, completamento della piegata, ingresso in retta con 15,2 di frazione, ora ha guadagnato 2 lunghezze di margine. Genièvre che nel finale accelera ancora per vincere comodamente. Vince Genièvre, Vincenzo Luongo, il secondo posto è per Glow in Dark, al terzo Great Idea B. 1,16,3, scusate il tempo al chilometro, 29,2 a chiudere per chi vince, vale a dire Genièvre, Vincenzo Luongo in sediolo per conto di Gennaro Casillo, e la prima uscita per conto di Gennaro Casillo, la scuderia Vaporino. Assegno quindi, mentre per il secondo Glow in Dark contiene Great Idea B.